Buonasera a tutti. È davvero una gioia vedervi ancora così numerosi anche quest'anno al nostro Natale d'Incanto, che il Coro Alpino Col di Lana organizza ormai da quasi 2 decenni. Natale d'Incanto che assume quest'anno un significato tutto particolare e un titolo nuovo, molto significativo: Voices for Amici di Ampasilava. Le voci per gli amici di Ampasilava sono quelle dei coristi e delle coriste che si sono esibiti nelle scorse settimane nella nostra cattedrale, nei primi 2 concerti di un trittico che si conclude questa sera. E questa sera è il nostro momento per sostenere l'associazione Amici di Ampasilava, impegnata nell'assistenza sanitaria nel villaggio di Ampasilava, in Madagascar. Nei primi anni 2000, alcuni amici decidono di costruire un resort ad Ampasilava, nel sud-ovest del Madagascar, un villaggio poverissimo in un paese già povero. Ben presto la popolazione del villaggio viene a conoscenza della presenza di un medico. Comincia così la richiesta di visite. In poco tempo il numero di persone che necessitano di interventi aumenta e attrezzarsi in modo più adeguato diventa una necessità impellente. Viene quindi realizzato un piccolo ambulatorio dotato di microscopio, elettrocardiografo, defibrillatore e poche altre attrezzature. Ma c'è l'esigenza di acquisire altri strumenti diagnostici e costituire un'associazione sembra essere la via più appropriata per raggiungere lo scopo. Nasce così l'associazione Amici di Ampasilava. La struttura viene via via ampliata fino alla realizzazione di un ospedale interamente dedicato alle cure per la popolazione locale e a titolo completamente gratuito. Nell'ospedale operano professionisti volontari provenienti da tutta Italia, persone che mettono a disposizione la loro professionalità e il loro tempo libero, contribuendo in toto alle spese legate al viaggio, al vitto e all'alloggio. Più avanti nel corso della serata avremo modo di conoscere 2 di questi volontari che ci parleranno della loro esperienza. Intanto però vorrei fare un primo ringraziamento al parroco, Don Graziano, che anche quest'anno ci ospita nella chiesa, e gli chiedo di dirci 2 parole di saluto. Saluto a tutti i presenti, saluto le 4 corali che sono qui a donarci questa sera il loro canto, i maestri che le guidano, l'associazione che organizza questo evento per il ben cantare. Saluto gli amici di l'Ampasilava e i volontari che poi anche ascolteremo. Una occasione ancora bella, quella che ci è offerta nell'imminenza del Natale. A me, che ho seguito la prima tappa l'altra settimana, la seconda tappa la settimana scorsa ed ora una terza, mi sembra di essere come i magi e il loro cammino seguendo una stella che illumina il percorso, una stella che brilla. Ed è una stella che vorrebbe brillare fin lontano, che ci attira in un paese altro per un'amicizia, una generosità, un legame, un senso di universalità e di fraternità. Ecco, ci ispiri insomma tutto questo e apriamo il cuore alla musica e a quanto ascolteremo. Senz'altro è un bel dono e io vi ringrazio tutti. Buona serata. Abbiamo qui l'assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto che ha concesso il patrocinio alla nostra iniziativa. Le lascerei la parola. Grazie. E che è qui per la terza volta, perché li ho voluti seguire tutti e 3 questi concerti
sicuramente per il piacere di ascoltare i nostri meravigliosi cori diretti dai nostri appassionati maestri, ma anche per dare una testimonianza di vicinanza e di affetto da parte mia e dell'amministrazione a questi due medici che sono veramente due grandi persone. Io ho avuto modo di conoscerli in questi concerti, venendo a questi appuntamenti, e quello che loro ci hanno raccontato nelle 2 serate precedenti arriva dritto dritto al cuore. E quindi io, che non conoscevo questa cittadina del Madagascar, adesso so che esiste un'Ampassilava, non lo sapevo prima, ho capito come fare a raggiungerla, qual è il modo per poter raggiungere ed aiutare. Fatelo anche voi. Grazie, buona serata a tutti. Grazie all'assessore Antonella Uliana, e cominciamo ora conoscendo i protagonisti che assieme al coro Col di Lana animeranno la nostra serata. I nostri ospiti, al quali va il nostro ringraziamento per aver accettato con generosità e con grande disponibilità l'invito ad essere con noi questa sera, e sono il coro Note di Colore di Anzano, il coro Le Sorgenti di Varago di Maserada, e il coro Gli Sconcertati di Vittorio Veneto. Ed entriamo quindi nel vivo del nostro concerto. Come sempre vi ricordo di verificare di avere spento i telefoni cellulari e vi invito ad accogliere con un applauso il coro Note di Colore. Il coro è diretto da Sabrina Zanette, che si avvale della collaborazione di Irene Recchia alla tastiera, Tobia Darè, Giovanni Paglia e Sebastiano Chies alla chitarra, e Nicola Stefan alle percussioni. Le Note di Colore aprono il loro programma con Il ballo di Natale di Miceli e Cardillo. Buon ascolto. Il Natale sta arrivando.
ascoltiamo di Chiara Strada, Borgo Antico. Oggi è nato di Manolo Darold. Oggi è nato un bambino.
avrà il nome di Gesù, di Nicola Conci. Il coro chiude il suo programma con Jingle Bells Rock di John Bill e Jim Booth. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle
direi che se queste sono le premesse, il futuro della nostra coralità è assicurato. Sono davvero bravissimi. Lasciamo adesso spazio al coro Coldilana. Che è diretto da Sabrina Carraro. Ascoltiamo in apertura Ave Maria di Friedrich Witt.
Notre Père di Maurice Duruflé. MLK di Bob Chilcott.
Il coro ci propone ora un'antica lauda natalizia dal titolo Puer Natus. Ultimo pezzo in programma, Hodie e Christus di Manolo Darold.
Facciamo adesso una piccola pausa dal canto e vorrei qui vicino a me due dei volontari dell'Associazione Amici di Ampasilava che ci racconteranno la loro esperienza. Sono due medici attualmente in pensione, il dottor Nicola Carraro, neurologo, e il dottor Michele Carraro, nefrologo. Famiglia di origine vittoriese, mi dicevano proprio stasera che i loro genitori si sono sposati in questa chiesa e che Michele si chiama Michele per la chiesa di San Michele Arcangelo. E qui si scopre anche l'arcano del perché questa manifestazione, questa iniziativa si tiene a Vittorio Veneto. A molti di voi il nome Carraro dirà qualcosa. Carraro come Marco, attualmente vicepresidente del coro Coldilana, e come Sabrina, che il coro lo dirige da molti anni, non diciamo quanti perché per una signora non è carino. Quando Sabrina e Marco hanno saputo dell'attività dei loro cugini, hanno deciso che bisognava assolutamente fare qualcosa per far conoscere l'associazione e per sostenere il loro lavoro. Sono nati così questi 3 concerti, nei quali tutti i cori hanno partecipato a titolo assolutamente gratuito e a loro spese, e tutte le spese di organizzazione sono state ristrette all'osso proprio per poter devolvere tutto il possibile sempre all'organizzazione. Lascio loro adesso la parola e gli chiedo di raccontarci qualcosa di quello che penso che forse all'inizio sembrava un'avventura e adesso si è trasformato in una bellissima realtà. Grazie a voi di essere qui. Per noi è una grande emozione essere qui proprio in questo posto che fa parte della nostra storia, della nostra crescita, della nostra infanzia. La nonna abitava proprio qui dietro e qui dietro un ricordo è di una Pasqua, qualcuno ha organizzato quel gioco stranissimo che si conosce solamente a Vittorio, che si fa di Pasqua, credo che sia la righea.
lì dietro a 2 metri c'era una fontanella dove c'erano delle salamandre. I ricordi proprio di questo posto, di qua, un amico morto di tetano che viveva lì, l'odore dell'acqua putia, dell'acqua degli ovi, sì, ovviamente. Questo fa parte di noi e dentro di noi questa cosa abbiamo portato per tutta la vita. Ho fatto medicina, mi sono specializzato in neurologia e poi alla fine un amico mi dice: guarda che io sono andato e mi ha fatto conoscere questa realtà. La curiosità è stata forse la spinta maggiore, la curiosità ovviamente di conoscere un nuovo mondo, di conoscere, di avere un rapporto con gente molto diversa, ma anche di conoscere quanto la mia esperienza ormai giunta al termine come impegno ospedaliero poteva essere utile o servire, eccetera. A dire la verità io mi occupavo di esami con ultrasuoni e il mio obiettivo era quello di andare a utilizzare gli ultrasuoni perché un ecografo può essere facilmente trasportato, ci sono delle indagini che si fanno specificatamente i bambini con particolari malattie che possono portare a ictus e quindi andare a studiare la circolazione cerebrale in quei posti lì. Questo era il mio obiettivo iniziale. Ovviamente quando sono partito avevo un sacco di idee, però quando sono arrivato quello che ho trovato ha fatto cambiare la mia mente sulle cose che vivevo giorno per giorno. È molto più semplice, più importante dare poco, però generale, un poco per tutti, aiutare a equilibrare, che ne so, una malattia infettiva oppure, che ne so, equilibrare un diabete o una ipertensione, seguire i pazienti, fare una diagnosi, cercare di capire, anche confrontandosi con realtà che sono completamente diverse. E poi non solo le malattie sono diverse, alcune sono le stesse, altre sono diverse, ma è diversa come la gente ti si pone e quindi è cambiato il rapporto tutto, che c'era il mio conoscere del rapporto tra medico e paziente è cambiato completamente perché i pazienti erano completamente diversi. Ed è cambiato anche il mio modo di interagire con i miei colleghi e con chi lavorava con me, che poteva essere dall'elettricista all'infermiere, dal cuoco al collega. I rapporti assolutamente diversi, che non avevano nulla a che vedere con il rapporto della mia vita precedente. E questo è stato un arricchimento che io ho avuto e che mi ha fatto veramente molto piacere. Io credo di aver avuto molto di più da quello che ho dato agli altri, perché a me sembrava molto poco, perché aumentare la terapia per la pressione o aggiustare un trattamento per il diabete a me sembrava cosa di poco conto rispetto all'umanità che questa gente ha dato a me. Vedere questi sorrisi di questi bambini, mi ricordo di un bambino che aveva avuto il tetano e che era venuto e che fortunatamente, ma non sono tanti quelli che ne escono, ma insomma ne era venuto fuori e avevamo organizzato poi un po' di rieducazione motoria e vedere un bambino che ti cammina con il piede cadente, che viene così e dopo poche sedute già impostare il cammino in maniera diversa perché è indirizzato correttamente a camminare, proprio toccare la plasticità del bambino che riprende, cioè sono delle emozioni che gli ultrasuoni potevano aspettare e era meglio occuparsi delle cose più semplici. Grazie Tampasilava, grazie all'ospedale Desio. Io ringrazio voi per loro. Grazie. Sono tornato la seconda volta ad Ampasilava. Ampasilava poi è un piccolo villaggio, in effetti l'ospedale sta in un altro paese vicino, un po' più grande, che ha un nome ancora più difficile, che si chiama Andavadok. Ma insomma, la zona è quella. Sono tornato appena finito la prima ondata di Covid qui e sono tornato perché tutti i volontari avevano lasciato il Madagascar, perché il presidente dell'associazione ha scritto al presidente della Repubblica del Madagascar, gli ha mandato un CD con la nostra storia in francese
e gli ha scritto: signor Presidente, se non riusciamo a venire giù, ci sono solo i nostri amici infermieri, mediatori culturali, studenti malgaci. Se non riusciamo a venire giù, dovremmo chiudere l'ospedale. Il Presidente non ha visto il CD, ma l'ha visto la moglie, e la moglie gli ha detto, tradotto dal malgascio all'italiano, non da me, da Chimet, gli ha detto: ma sei scemo? Il Presidente ha autorizzato la partenza di 3 persone con i voli dedicati solo a personale politico, militare e chi altro non lo so. Sono arrivato giù dopo 4 mesi che c'erano solo i ragazzi malgasci giù, facevano un grande lavoro. Ero l'unico medico. Ma la gente ha sentito subito che è arrivato il dottor Avasà, vuol dire il medico straniero, e ha cominciato a ritornare, e anche con problemi più grossi. E all'inizio ero attonito, non sapevo come fare, ero solo, non so il malgascio, non so neanche bene il francese, ma neanche loro sanno il francese, quindi siamo pari. E quando i ragazzi che lavorano lì, a cui noi abbiamo un po' insegnato a fare la medicina, abbiamo aiutato a iscriversi alla facoltà di scienze infermieristiche, abbiamo aiutato con l'esperienza, alcuni studenti di medicina vengono nel nostro ospedale, andavano avanti e mi hanno guardato e io ho detto, in italiano, perché gran parte di loro sa l'italiano, gliel'abbiamo insegnato noi: ragazzi, non ce la faccio, ci siamo noi, faremo noi le notti con te e le domeniche, non ti lasciamo solo. Questa è la mia storia, non mi hanno lasciato solo, la cosa è ripresa. E assieme siamo andati avanti, assieme ci è andata bene, assieme ho imparato a fare i parti. Prima di andare in Madagascar ho visto solo il parto di uno dei miei 2 figli, perché l'altro è nato da cesareo, quindi io non sono un chirurgo, ed è andata bene. E lì è il posto dove si fanno i miracoli, e lì ogni giorno, ogni notte, in una capanna o in un ospedale dove in questo momento, Dio ringraziando, sta piovendo dentro. Da tanto tempo non c'era la pioggia come c'è in questi 2 giorni. E lì, ogni notte, nasce Gesù. Avrà un altro nome. Non ha neanche la capanna qualche volta. Qualche volta non nasce neanche lì, ma nasce nel carretto. L'ambulanza nostra è il carretto con lo zebù. Arriva prima. E lì che c'è la stella, e la stella porta noi a segnarci un percorso. Ai miei amici malgasci, io sono il direttore sanitario, non ho mai fatto il direttore di niente, figuriamoci il direttore sanitario, però gli dico: ragazzi, io vi adoro e siete bravi, ma se un giorno pensate che io vi dica va bene, io vi dirò no, noi siamo in cammino, seguiamo una cometa. La cometa ci deve portare in un posto, non ci porterà a Betlemme, ma ci porterà di nuovo lì in un ospedale del Madagascar, gestito e condotto dai malgaci, in cui, pagati dal governo del Madagascar, in cui in quell'unico posto nel Madagascar la salute ritorna ad essere un diritto e non un privilegio.
È davvero incredibile sentire racconti come queste e sapere che ci sono davvero posti in cui il Natale è proprio tutti i giorni. E oggi, 20 dicembre, è la giornata internazionale della solidarietà, quindi quale momento migliore per dare tutti noi il nostro contributo, in questo caso a questa associazione. Chi vorrà dare il suo contributo troverà poi alla fine sulle porte della chiesa le cassettine e ci saranno eventualmente anche dei libri da comprare. E ricominciamo adesso il nostro programma e diamo il benvenuto al coro Le Sorgenti. Il coro è diretto da Marco Simeoni. Al pianoforte Giovanni Tonon. Primo pezzo in programma. Dalle Pie Canciones, che è una raccolta di 74 inni medievali proveniente da varie parti d'Europa, ascoltiamo Gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Tempus audes gratiae, quod obtamus, carmina laetitia, devolverentamus. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Deus homo factus est, natura mirante, mundus renovatus est, a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Ezechielis porta, causa te transitur, unde lux est sorta, salus invenitur. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Ergo nostra concio, salabiam in lustro, benedicta Domino, salus Regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Hark the Herald Angels Sing di Felix Mendelssohn, nell'elaborazione di Fabrizio Bastianini. Gaudete,
Tu scendi dalle stelle di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, nell'elaborazione di Mario Lanaro. Di Stefan Trenner, Cantate Domino, Jubilate Deo.
Il coro Le Sorgenti conclude il suo programma con un antico canto della tradizione francese dal titolo Ding Dong. Per questo brano abbiamo due ospiti. Ding dong, merrily on high, the Christmas bells are ringing. Ding dong, merrily on high, with angel voices singing. Sing glory to the highest. Sing glory to the highest. Ci serve un momento per l'allestimento. È la volta del coro Gli Sconcertati.
sono diretti da Andrea Mazzer. Al pianoforte Giovanni Tonon. Alle percussioni Alberto Mazzer. Ci propongono in apertura Sing We Fa La La, che è un canto della tradizione natalizia anglosassone. Noel di Brad Holmes.
Et in terra pax di John Purifoy. Ancora un canto della tradizione natalizia, arrangiato da Michael John Trotta. Veni, veni, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel,
Gli sconcertati concludono il loro programma con Born a Mighty King di Mary MacDonald. Siamo alla fine del nostro concerto, ma non preoccupatevi, non ci lasciamo poi con le parole perché ci sarà ancora un po' di musica. Però adesso è il momento dei ringraziamenti. Grazie ancora a Don Graziano per l'ospitalità in questa chiesa, grazie a Chiara, vicepresidente del Consiglio Pastorale, che con la sua consueta disponibilità ci ha permesso di organizzare al meglio questa serata. Grazie al Comune di Vittorio Veneto per il patrocinio, agli enti, alle ditte e alle associazioni che hanno offerto il loro sostegno. Grazie alla Tenda TV che con Federico Campodall'Orto, instancabile come sempre, ha curato la ripresa di tutti e tre i concerti.
concerti che saranno trasmessi sui canali della Tenda TV. Vorrei adesso qui il dottor Michele Carraro per un ultimo saluto. Grazie veramente di cuore. Tante cose racconto fra 20 giorni, quando sarò giù di nuovo, e racconterò una cosa che a loro piace tanto: non siete soli. Da soli, bambini, dove sono già andati i bambini, credo, no? Non ci fa niente. Prima ho detto, no? Ero solo, cosa faccio? E avevo il mio coro di malgasci. Qualsiasi corista sa che da solo non viene niente, ma insieme viene questo miracolo di emozioni. Noi siamo un'associazione molto povera, siamo qui a chiedere un aiuto. Se non avessimo bisogno non saremmo venuti, ma non è che noi abbiamo bisogno, loro hanno bisogno, che sono i più poveri ed è uno dei paesi più poveri che ci sono sulla terra. E voglio ringraziare tutti i cori che sono venuti stasera e ci hanno dato un sacco di emozioni, e tutti quelli che ci hanno aiutato. È un piccolo dono che do, è un libro scritto da un mio amico che in questo momento sta lavorando giù in Madagascar, e quindi voglio scambiare con voi emozioni, e quindi io spero che ci sia ancora Sabina Zanette. Grazie. Queste sono emozioni molto forti, come quella che i tuoi bambini ci hanno dato. Magari potrai scegliere alcuni di questi episodi, non tutti per i bambini, e glieli potrai dare. A Marco Simeoni do un grandioso abbraccio. Marco, è la seconda volta che vengono, gli amici di Maserata è la seconda volta. Io sono veramente commosso. Ma non ti do un altro libro, ma ti do tutto il mio grazie, il mio vi voglio bene. Andrea, esplosivi, siete incredibili. Grazie, veramente grazie. E dov'è? Sabrina? Sì, vieni qui un attimo. A Sabrina non posso dire niente perché non ce la faccio. Grazie ad Annalisa. Dove è andata? Ah, eccoti qua. Grazie per aver presentato. Ha lasciato per ultimo una persona speciale che si chiama Federico Campodall'Orto. Grazie Federico. E grazie a tutti voi che avete riempito questa chiesa, avete riempito con la vostra presenza il mio cuore. Vi voglio bene. Allora, sembra impossibile essere arrivati alla fine di questo trittico. Io voglio ricordare due persone che mi hanno permesso comunque di fare questo, perché si sono proposte appunto di fare un pezzo e disegnare questo trittico con me, e non sono maestri, sono amici. L'amico Paolo Stefan, e l'amico Marco Simeoni.
insieme a loro e insieme a questo splendido coro che ho la fortuna di dirigere, che è il coro Col di Lana, siamo riusciti a fare questa cosa per questi due personaggi che sono qua davanti, che sono i miei cugini, ai quali voglio molto bene, permettetemi di dirlo, e che sono cugini miei, di Marco e di Vania. Quindi stasera c'era veramente tutta la famiglia e per noi è una cosa veramente speciale. Non voglio tediarvi con i nostri ricordi familiari, voglio dirvi veramente grazie. Per favore, non uscite dalla chiesa senza lasciare qualcosa. Abbiamo ridotto all'osso tutte le spese, tutti coloro che sono venuti qui, che hanno dato il loro canto, che hanno dato la loro competenza, l'hanno data gratuitamente. Abbiamo evitato tutto, veramente tutto. Ai cori questa sera non diamo neanche il dopo coro, per dire, ecco, sì. Quindi facendo una figura anche barbina, ma non importa, se lo capiscono bene, se no pazienza, perché vogliamo che tutto... Michele, vieni qua. No, non tu Michele, scusa, un altro Michele importante per me, Paludetti, vieni Palu, che sei presidente. Lo voglio vicino a me. E veramente lo voglio vicino perché ho vicino tutto il coro con lui. E quindi non uscite dalla chiesa, per favore, fosse anche €1, ma per favore aiutiamo gli amici di Ampassilava, per favore, grazie, grazie. Il grazie è veramente per tutti coloro che hanno fatto tutto in queste 3 serate, grazie, vero, grazie di cuore, ma non ci lasciamo con le parole, vero Giovanni, ci dai una mano? Grazie Giovanni. E ci lasciamo cantando tutti insieme, vero? Ci diamo una mano a tutti, un brano che è della nostra tradizione. Non lo presento perché lo riconoscete subito. Grazie Giovanni.
Amen.